la serie delle donne in abito festivo e giornaliero con copricapi variamente declinati e camicie che per l'appunto variano nella consistenza, nella tipologia del tessuto e nella qualità dei ricami. Gli amici di Bottida, il gruppo folk di Bottida, eseguono un ballo ancora davanti alla Chiesa delle Grazie, danza zirada ballo currente con l'organetto di Guido Vercellino, Dalgoceano, il ballo. Il gruppo folk di Bottida, il Goceano. Franca Rosa, ovviamente il copricapo è uno degli elementi particolarmente di rilievo del Goceano in generale, quindi anche di Bottida. Ed è uno dei tipi di copricapo cosiddetti a benda, che però a definirli come tali non si comprende la varietà e la possibilità che invece mostrano in ogni località. La versione del Goceano e di Bottida, coerentemente con quella di altri luoghi, prevede che su una acconciatura particolare con i capelli raccolti in due, diciamo, cornetti laterali sulla sommità del capo, detti cuccales, si sovrappone un fazzoletto e adesso una benda perfettamente inamidata con le estremità ricamate a formare un angolo che ricade nella parte posteriore. Ovviamente sono regole prescrittive molto precise quelle che determinano il modo di avvolgere tutto questo insieme intorno al capo, nascondendo completamente la capigliatura. Sono anche interessanti nell'abito di Bottida i dettagli, gli intarsi, diciamo così, che si creano nel contrasto tra il panno rosso e il velluto blu l'abito maschile nella parte posteriore. Cabras è un